Sicilia ancora prima per contagi e da domani obbligatorio il Green Pass per treni, aerei e scuola e già c'è chi protesta. Un lumino acceso alle finestre per non dimenticare cosa avvenne 17 anni fa. La forte scossa per fortuna non ha causato danni a cose o a persone, ma ha procurato tanta paura, soprattutto a Palermo. Bentrovati con TVA Notizie. La Sicilia e il Covid tra zona gialla e numeri che non si fermano. Il servizio di apertura di Arturo Cantella. Sono 1.600 i nuovi casi di Covid registrati nelle ultime 24 ore nell'isola a fronte di 11.243 tamponi processati in Sicilia. L'incidenza risale al 14,3%, mentre ieri era al 10%. La Sicilia resta sempre nettamente al primo posto per un nuovo contagio giornaliero, seguita a distanza dall'Emilia-Romagna con 546 casi. Gli attuali positivi sono 28.481 con un aumento di altri 1.065 nuovi casi. I guariti sono 526, mentre si registrano altre 9 vittime che portano il totale dei decessi a 6.323. La Regione Sicilia riporta che tra i decessi comunicati in data odierna uno è deceduto il 30 agosto scorso, uno il 29 agosto, uno il 7 e uno il 28. Sul fronte ospedaliero sono adesso ricoverati 947 persone, 33 in più rispetto al giorno precedente, mentre in terapia intensiva sono 116. 8 in più rispetto a quelli di ieri. Sul fronte del contagio nelle singole province la situazione è la seguente: Palermo 422, Catania 399, Messina 273, Siracusa 90, Ragusa 95, Trapani 83, Caltanissetta 133, Enna 105, Agrigento 0. È una nuova vittima da Covid-19 in provincia, anche se non rientra nel quotidiano conteggio dell'ASP di Agrigento, e questo perché fa parte dell'azienda sanitaria provinciale di Palermo. Nelle ultime ore si è registrato il decesso di una 75enne di Lampedusa. La donna era risultata positiva lo scorso 14 agosto, era stata trasportata perché stava male in un ospedale di Palermo, dove era stata appunto ricoverata e dove oggi è deceduta. La 65enne non risultava essere stata vaccinata, secondo quanto è emerso. Intanto l'Italia rischia un altro lockdown se il numero dei vaccinati non continuerà a salire in modo radicale. L'avvertimento è del dottor Nino Caltabellotta, presidente della Fondazione Gimbe, che teme un calo delle prenotazioni al termine della stagione estiva e guarda con preoccupazione ai 3,5 milioni di over 65 che ancora non hanno ricevuto neppure una dose. La copertura dovuta alla campagna vaccinale consente alla politica di rischiare di più con le riaperture, ha detto Cartabellotta. È chiaro che però tutta una serie di falle come quella degli over 50 non vaccinati devono essere coperte. Bisognerà quindi affrontare l'arrivo della stagione autunnale, il verosimile declino della copertura vaccinale col tempo, l'ipotesi di nuove varianti più resistenti al vaccino, ma è verosimile che non ci siano più chiusure come quelle che abbiamo visto in passato. E sempre in materia di sanità il deputato regionale Pullara afferma che è stato affidato il servizio di vigilanza armata per il pronto soccorso degli ospedali di Agrigento, Sciacca, Ribera, Canicattì e Licata e per gli hub vaccinali presenti ad Agrigento e Sciacca. Per Pullara afferma che ormai è troppo tardi e poi chissà perché proprio adesso. L'ASP di Agrigento, con notevole ritardo, sta procedendo all'affidamento del servizio di vigilanza armata negli ospedali della provincia. Sono le parole del deputato regionale Carmelo Pullara, vicepresidente della Commissione Sanità all'Arse. Il mio appello, scrive Pullara, risaliva addirittura a metà febbraio, quando avevo una logica, e in quell'occasione ribadivo la necessità perché gli hub vaccinali iniziavano a riempirsi di persone che andavano a vaccinarsi e i rischi erano davvero reali. Oggi, conclude Pullara, gli hub sono pressoché deserti e infatti non a caso si sta spingendo per effettuare le vaccinazioni a domicilio per poter reclutare le persone restie non ancora vaccinate.
E a Roma intanto c'è allerta per le proteste contro il Green Pass. Le manifestazioni sono state annunciate per domani, che potrebbero interessare anche altre città, nel giorno in cui sarà obbligatorio esibire il certificato verde anche per treni, aerei, traghetti e scuole. A Roma verranno rafforzati i controlli negli aeroporti e negli scali ferroviari, oltre che ai caselli delle autostrade. E dopo l'aggressione di un cronista di Repubblica, finalmente interviene il Viminale, anche perché sono troppi gli atti di violenza. E a proposito di violenza, Matteo Bassetti, direttore della clinica di malattie infettive dell'ospedale di Genova, è stato inseguito e minacciato da un uomo Novax, denunciato dalla polizia chiamata dallo stesso professore. Da mesi l'infettivologo viene insultato dai Novax anche sui social. C'è un clima insostenibile, ha detto Bassetti, il quale ha chiesto una presa di posizione forte della magistratura contro chi ha lo scopo solo di delinquere. Per non dimenticare Denise Pipitone, a 17 anni dalla scomparsa, c'è una iniziativa della chiesa di Mazzara del Vallo. Arturo Cantella. Un lumino o una candela sul davanzale della propria finestra per non dimenticare Denise Pipitone è l'iniziativa promossa da Don Davide Chirco, responsabile del seminario vescovile della diocesi e del servizio di pastorale vocazionale, per mercoledì 1 settembre in occasione del 17° anniversario della scomparsa della piccola Denise Pipitone. Invito tutti i mazzaresi e non a deporre sul davanzale della propria finestra un lumino, una candela, fare una foto e postarla sui social con l'hashtag 17 anni senza Denise, spiega Don Chirco. Per chi è credente può unire questo gesto anche una speciale intenzione di preghiera per Denise e la sua famiglia. Don Davide Chirco spiega che questo è un semplice segnale che vuole essere da monito a tutti coloro che sanno e non parlano per paura, ma vuole anche essere un momento di forte unità e di particolare vicinanza a Piera Maggio e Pietro Pulizzi, segnati da un dolore che dura ormai da troppo tempo. Ricordiamo che Piera Maggio è stata recentemente ad Agrigento ospite nel premio Sipario d'Oro, ricevendo un riconoscimento speciale insieme al suo legale avvocato Giacomo Frazzitta, dove ha avuto modo di raccontare come è stata e come sta vivendo la vicenda da ben 17 anni, intervistata dal giornalista Lelio Castaldo. Quando accadono quelle cose, io penso che Piera Maggio, più che sperare, diventa un disturbo quasi, soprattutto quando ci sono poi menzogne di un certo tipo, e concludo, soprattutto quando vengono dette da un magistrato. Allora, su questo io chiarisco benissimo una cosa. È chiaro che ognuno ha il diritto di dire la sua, però è chiaro anche che si deve rispettare una certa situazione. Io ho sempre rispettato tutti nel loro modo di esprimere così pubblicamente i loro pensieri. Ovviamente in questo caso, in particolar modo nel mio caso, ci vuole un po' di ponderatezza, anche perché, come ho sempre detto, gli avvistamenti in 17 anni sono stati tanti e credetemi, adesso magari ne avete sentito parlare qualcuna in più così attraverso le TV in modo così prepotente, ma non è stato sempre così. Le segnalazioni, il mio avvocato lo può ben dire, ce ne sono stati tanti, ma passano in sordina, però vengono valutate da chi di dovere, però noi non facciamo in modo che vengano vengono esposte così platealmente. Purtroppo a volte accade questo, che magari una segnalazione passa o viene gonfiata più delle altre, e in questo modo, cioè in un certo qual modo, io divento in qualche modo devo lottare per far sì che io non venga sovrastata da quelle che sono le notizie ricorrenti, che poi per la maggiore sono notizie infondate. Infatti, se ben avete seguito, io ho sempre detto
di essere cauti. Abbiamo sperato in modo cauto, veramente molto ponderati nell'avanzarci, nel dire sì, quella ragazza potrebbe essere Denise, quella più di quell'altra, perché non ci possiamo permettere più di illuderci. E in tutti questi anni sono state tante le illusioni e oggi non possiamo, è come se ci siamo chiusi in una protezione ulteriore. Allora io oggi voglio vedere con concretezza, voglio la notizia, quella che si rincorrono a volte attraverso TV, TG e quant'altro, voglio prima che vengano verificate con gli appositi DNA o gli appositi controlli, prima di far gonfiare veramente delle bolle che poi in fondo poi sono nulle. Per quanto riguarda le esternazioni di qualche magistrato, io sono molto rispettosa, magari c'è stato qualche magistrato che all'inizio ha cercato di fare tanto per questa indagine e magari non ci è riuscita. Magari per qualche modo non c'è riuscita e in questo modo cerca di aiutare, però ci sono a volte dei limiti da rispettare, sì, anche verso noi. Degli indizi, certo, avere la certezza. Ci sono dei limiti che vengono rispettati. Ad Agrigento il bar della stazione centrale, la stazione ferroviaria, ha chiuso i battenti e a nessuno sembra interessi. Agrigento, stazione centrale. Il bar all'interno è ormai chiuso da tempo e nessuno se ne preoccupa, come se il problema non fosse legato anche al turismo. I turisti che mettono piede alla stazione di Agrigento, non sapendolo, chiedono inutilmente dove poter acquistare una semplice bottiglietta d'acqua o bere un caffè. La risposta che la stazione di Agrigento, sebbene si presenti elegante, non ha un bar, è una risposta che imbarazza le persone, ma non chi ha il dovere di interessarsi anche di queste cose che sembrano piccole, ma non lo sono. Ieri su Facebook ci ha pensato Mario Aversa del gruppo Agrigento Punto e a Capo, il quale, ironizzando, ha raccontato un episodio che lo ha visto testimone. Cosa rispondere ai turisti che chiedono del bar? Per la vergogna conviene dire di non essere del luogo, così come ha fatto Mario Aversa. Leggendo il suo post ci sarebbe da ridere, ma non ci si può certo divertire perché la storia è tutt'altro che comica. Il richiamo ai deputati che viene fatto nello stesso post su Facebook vale naturalmente per tutte le altre cose che penalizzano Agrigento. In fondo il bar della stazione chiuso cosa volete che sia rispetto a tutto il resto? Ma sarebbe bene approfondire l'argomento. E veniamo al terremoto. Una forte scossa questa mattina alle 6:14 ha svegliato Palermo e parte del Messinese. La scossa è stata di magnitudo 4.3. L'epicentro in mare tra Termini Imerese e Cefalù a una profondità di 6 km. Il sisma è stato avvertito nella parte orientale di Palermo e sulle Madonie. Altre 2 scosse sono state registrate alle 6:23 e 6:39. Per fortuna la forte scossa ha provocato solo paura, senza causare, grazie al cielo, danni a persone o cose. A causa della scossa il traffico ferroviario è stato sospeso nel tratto Fiumetorto-Rocca Palumba. Un vertice su Lampedusa, gli sbarchi e sulle continue fughe di migranti da Villa Sicania. A convocarlo è stato il procuratore della Repubblica di Agrigento, Luigi Patronaggio. La difficile situazione che si è venuta a creare, soprattutto per i continui sbarchi, è sotto osservazione della Procura che nei giorni scorsi aveva incaricato la squadra mobile di Agrigento riguardo lo sbarco di 539 migranti con vistosi segni di violenza addosso. Il generale di corpo d'armata l'agrigentino Luciano Portolano in aiuto alle donne afghane. Arturo Cantella.
Nato e cresciuto nella città dei templi, il generale agrigentino Portolano ha frequentato il liceo classico Empedocle e ha militato nelle locali squadre di atletica Libertas. Nel corso della sua lunga carriera è rimasto più volte ferito durante le varie missioni ed è considerato un primo dai suoi compagni di corso e da tutti i soldati che l'hanno avuto come comandante. Il generale agrigentino, comandante del comando operativo del vertice interforze, ha coordinato le operazioni di evacuazione in Afghanistan. In soli 14 giorni, afferma Luciano Portolano, e in condizioni difficili abbiamo evacuato e portato in salvo 4.890 cittadini afghani, tra cui molte donne e bambini. Abbiamo fatto il massimo. Siamo stati noi ad appoggiare con forza l'apertura di incarichi di responsabilità al mondo femminile, come non era mai accaduto prima. Il generale Portolano continua dicendo: penso all'attività che abbiamo condotto insieme a Maria Bashir, prima e unica donna a ricoprire l'incarico di procuratore capo nella provincia di Herat e poi rimossa nel 2015 dall'allora presidente Ghani, per la riuscita dei programmi a favore dei diritti delle donne e al miglioramento della loro condizione. La democrazia per Portolano, dal mio punto di vista, non si esporta, deve crescere all'interno del paese, anche se servono almeno un paio di generazioni. Il motivo, continua Portolano, base della missione italiana è stato quello di portare avanti il concetto del rispetto dei diritti umani, dove non c'era, con il dolore e la riconoscenza ai 54 caduti, ai 723 feriti italiani e la preoccupazione per i collaboratori afghani che non sono ancora riusciti a fuggire. Sappiamo di aver ottenuto risultati brillanti almeno con una generazione. Le decisioni, continua Portolano, prese in ambito internazionale prevedevano un ritiro progressivo, ma la componente americana ha privilegiato una strategia più rapida dopo che un primo accordo con i talebani prevedeva un ritiro delle forze NATO entro il 1° maggio scorso, poi spostato in avanti all'11 settembre prossimo, una data simbolica dopo 20 anni dall'inizio della missione internazionale, ma, conclude Luciano Portolano, senza tener conto della situazione che si stava sviluppando sul campo. Abbiamo evacuato e portato in soli 14 giorni, in condizioni difficili, 4.890 cittadini afghani, tra cui molte donne e bambini. Abbiamo fatto il massimo. E nel pomeriggio è partito anche l'ultimo C-130 con a bordo i militari italiani che sono stati impegnati in questa operazione, la Joint Evacuation Task Force. Con oggi termina l'impegno ventennale delle forze armate italiane in Afghanistan e il mio pensiero va ai 54 caduti, alle loro famiglie, ai 723 feriti e alle vittime degli atti terroristici. Affidare il verde pubblico ai privati, iniziativa a Messina. Non era condivisibile aumentare la tara ai cittadini per un servizio che è assolutamente carente. Il metodo che è stato utilizzato per la raccolta dei rifiuti, per gestire tutto l'ambito dei rifiuti, noi non l'abbiamo mai condiviso, infatti i risultati oggi sono sotto gli occhi di tutti.
La scelta dell'amministrazione di mettere in cassa integrazione i lavoratori adducendo all'alibi che il Consiglio Comunale non ha consentito l'aumento, per noi è una cosa che non è accettabile. Non è accettabile perché la Messina Servizi ha 48 milioni di euro per gestire, pari a quanto veniva finanziato nel 2020. Non si capisce perché oggi non abbiamo i soldi neanche per pagare i lavoratori storici, ma si procede con esternalizzazioni dei servizi, tra l'altro molti di questi previsti, se non tutti, nel contratto di servizio, dagli impianti sportivi alla scerbatura. Quindi l'amministrazione che sia chiara, che non si inventi finti alibi e che ripristini l'attività per come deve essere ripristinata, facendo lavorare i nostri lavoratori, tra l'altro messi in cassa integrazione anche contro il volere dei sindacati. Tante le zone della città che sono trascurate, che sono abbandonate, e noi lo documentiamo con le immagini. Da una parte l'amministrazione accusa anche quei cittadini che sono incivili, che non rispettano le regole, però ci sono dei servizi come quello dello scerbamento che in alcune zone sono davvero inesistenti. Assolutamente, cioè gli incivili ci sono sempre stati, non possiamo dare la responsabilità, anche qui dare un alibi solo ed esclusivamente all'incivile di turno. Ci vuole programmazione, una programmazione che è stata carente sin dall'inizio. Io ricordo l'anno scorso presentai in terza commissione un dossier di circa 150 fotografie di tutta la città. C'era un disastro, quello che oggi si è moltiplicato, quel disastro si è semplicemente moltiplicato. E ho anche chiesto le dimissioni di Lombardo, perché da subito noi come gruppo consiliare abbiamo evidenziato l'incapacità gestionale di questa società, che è attribuibile ovviamente a chi ha le competenze, in questo caso per primo il Presidente Lombardo. Ricorso al TAR contro l'apertura della caccia. Le associazioni ambientaliste hanno impugnato il calendario venatorio in Sicilia in vista dell'apertura della caccia prevista per domani. La caccia, tra l'altro in anticipo, potrebbe causare ulteriori danni in un territorio devastato dagli incendi. Da qui il ricorso al TAR. E adesso pausa per la pubblicità. A tra poco. Il presidente dell'Ordine degli Ingegneri di Agrigento, Achille Furioso, accompagnato da una rappresentanza dello stesso ordine, si è recato in visita dall'arcivescovo di Agrigento, Monsignor Alessandro Damiano, con il quale sono stati trattati diversi temi che riguardano il territorio agrigentino. Bene, era questa l'ultima notizia, vi ringraziamo per l'attenzione e arrivederci.